Sinfonet significa Smart and Innovative Foundry Network. In sostanza è la rete innovativa regionale sulla fonderia che è stata riconosciuta dalla Regione Veneto già nel 2016. L'obiettivo della rete è quello di aggregare tutti gli attori presenti nella filiera della fonderia, quindi dai produttori di materia prima, alle fonderie stesse, ai fornitori di attrezzature e di tecnologia, agli utilizzatori finali dei getti e a chi si occupa di formazione in quest'ambito. Gli obiettivi della rete riguardano evidentemente la ricerca e l'innovazione, ma anche la formazione del personale delle fonderie, lo sviluppo di attività internazionali e poi tutte le altre tematiche di interesse, come ad esempio la gestione delle problematiche energetiche all'interno della fonderia. La rete ha circa 60 associati, appunto ben rappresentativi dell'intera filiera, ed è finalizzata a creare delle sinergie tra il mondo della ricerca, università, enti di ricerca e le aziende. In questo contesto, ha già sviluppato parecchi progetti finanziati sia nell'ambito delle leggi regionali sia nell'ambito di iniziative europee. Le aree di intervento che hanno portato delle soluzioni all'interno del progetto Agile si riferiscono a 4 ambiti specifici. La virtualizzazione della fase progettuale, che migliora l'innovazione di prodotto e di processo, lo sviluppo e l'industrializzazione di soluzioni Industria 4.0 comuni ai 6 casi industriali, la gestione intelligente della qualità e la riconfigurazione rapida in senso agile. C'è la fonderia d'alluminio per un componente di mobilità elettrica, è un case che è stato sviluppato con la possibilità di modificare la parte stampo con le tecnologie additive, ottenendo dei benefici che sono riduzione di scarto e time to market. Un altro esempio, sempre in ambito fonderia, è la produzione in lega di magnesio del bracciolo dell'Alfa Romeo Stelvio, con problematiche di durata dello stampo, e attraverso anche qui tecniche di additive manufacturing è stata migliorata la resistenza e la vita del tassello incriminato. Infine siamo passati a componenti a fatica, sempre in ambito trasporti, nella fonderia di Ghisa, dove in questo caso più che il miglioramento della qualità del prodotto si è puntato sulla digitalizzazione del processo produttivo, di tutti gli impianti in linea all'interno dell'azienda, per controllare, comprendere e gestire al meglio il processo produttivo nella sua interezza. Altre situazioni le abbiamo invece nella fase di joining, di assemblaggio, attraverso processi di saldobrasatura o di saldatura manuale o automatica. In questo caso abbiamo quindi situazioni di problematiche di qualità dell'aggiunzione di saldatura o del prodotto finale che è soggetto a un controllo al 100% di tenuta. E qui abbiamo quindi nuovamente la riduzione degli scarti e la massima efficienza produttiva e di setup in riconfigurazione rapida. Un ultimo esempio completamente diverso è lo sviluppo e la programmazione di una macchina deformazione progressiva di lamiera con diversi spessori e diversi materiali, che ha permesso di ridurre i tempi di setup e di riconfigurazione e soprattutto minimizzare il numero di attrezzature necessarie ad ottenere il prodotto finito con forme isometriche molto complesse. Uno degli aspetti di maggior soddisfazione del progetto Agile è stato sicuramente vedere le aziende coinvolte nel progetto diventare protagoniste dell'innovazione. E questo significa evidentemente sviluppare delle soluzioni innovative all'interno dell'azienda, ma anche proporsi come dei partner per la formazione sia di studenti universitari sia anche di neoassunti. E quindi una delle ricadute direi più importanti del progetto è stata la possibilità di innescare processi di formazione sia a livello aziendale sia di interazione con l'università, proprio per creare dei nuovi profili, delle nuove skills a vantaggio dell'innovazione complessiva del territorio.